Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, buon pomeriggio, sono le 16:01 e 40 secondi di oggi, venerdì 26 febbraio, per parlare ancora una volta di quello che è accaduto e accade in Friuli Venezia Giulia. Tra poco avremo anche il nostro ospite, collegato con noi ci sarà il presidente nazionale di Fare Verde, Francesco Greco, che ci racconterà un po' quello che è successo, in particolare nell'ultimo appuntamento di Fare Verde in questo mese di febbraio, che si è svolto proprio domenica scorsa nella zona della laguna di Marano. Ma prima di parlare con lui chiaramente andremo un po' ad aggiornare quello che è accaduto in Friuli Venezia Giulia e non solo. E allora partiamo con una riflessione, come si dice in questi casi, un editoriale fatto dal direttore, cioè da chi vi parla, in merito ai fatti accaduti a Udine, questi episodi di violenza, con il sindaco Fontanini che ha scritto addirittura una lettera al questore per avere delucidazioni in merito. Ma poniamoci questa domanda: ma quando Fontanini prese in mano Udine, non doveva ribaltarla col forcone quando si va nell'orto e si vanga? Che servizio? Scusi signor sindaco, ma che succede a Udine? Domanda chiara e trasparente è quella che un semplice cronista di provincia rivolge al primo cittadino della capitale del Friuli, dopo gli ultimi fatti di cronaca che portano Udine al centro della cronaca per violenze e risse ormai di casa in questo lembo della lontana provincia dell'Impero. Nel 2018, quando Pietro Fontanini si presentò in campagna elettorale per salire allo scranno più alto di Palazzo d'Aronco, con un centrodestra unito e compatto aveva promesso che la questione sicurezza sarebbe stata la prima cosa da fare appena eletto. Invece siamo qui a documentare ogni giorno fatti di cronaca nera tra risse e luoghi da evitare per i visitatori e immaginarsi per coloro quotidianamente. Solo rumori con la bocca e fatti zero. Lo stesso primo cittadino ha sempre scaricato le colpe a terzi, in primis al suo predecessore, colpevole con la sua maggioranza di centrosinistra di aver lasciato Udine ai nuovi barbari, il governo regionale d'allora, chiuso nelle sue idee senza dimenticare Roma che pensava ad altro invece di operare. I tempi cambiano come la ruota gira e se sei solo capace di promettere ma non mantenere, i rumori delle arrampicate sugli specchi sono udibili oltre la linea gotica. Udine non merita, per la sua storia e per il suo tenore culturale, che le appartiene di vivere nell'orrido dell'illegalità quotidiana, lasciata in mano a loschi individui che ne curano e dirigono alcune aree urbane nella città, secondo loro usi e costumi. Il tempo delle chiacchiere, signor Sindaco, è terminato, dimostri con i fatti di che pasta hai fatto lei e la sua squadra. Se è vero che una rondine non fa primavera, un alito di vento gelido potrebbe ghiacciare le speranze di una nuova Udine.
Al cronista spetta anche criticare e non solo, usando un termine locale italianizzato, sottonare per il bel suo piacere. Eh sì, perché adesso è semplice, no? Scrivere lettere, quando c'era Onsel anche il sottoscritto lo attaccava attraverso i propri mezzi di informazione, mettendo in luce quello che Udine era ferma, ma sono passati quasi 3 anni. Non possiamo continuare a dire ma Roma, Trieste o non Trieste. Caro sindaco Fontanini, è il tempo delle chiacchiere, come ho detto, è finito. Doveva ribaltare Udine, il suo programma insieme alla sua maggioranza, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, eccetera, dovevate arrivare come una ruspa, mettere a posto la capitale del Friuli perché doveva il centrodestra fare questo. E se i risultati sono questi, cari miei, poi non dite che la stampa, gioco forza, deve solo fare informazione da una parte. I fatti sono chiari e come si dice in Friuli, hai è talmente clare che ben fur pai bocui. E chi ha capito, ha capito. Parliamo adesso di cronaca, un incidente stradale questa mattina nelle valli della Tisona. Alle 10 di questa mattina la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cividale è intervenuta a Savogna, in provincia di Udine, per un incidente stradale. Una volta giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato una vettura che, uscita di strada senza coinvolgere altri veicoli, si era fermata inclinata su un dirupo e il conducente bloccato all'interno. I pompieri hanno immediatamente messo in sicurezza l'autoveicolo, ancorandolo al loro camion, dopodiché hanno aiutato l'autista ad uscire dalla macchina. Le cause del sinistro sono al vaglio delle autorità competenti. L'autista del mezzo coinvolto nell'incidente è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato all'ospedale di Cividale per accertamenti del caso. Eccoci qua, adesso andiamo in regione con un servizio. Assessore Oslen, corsi di formazione in collaborazione tra la Regione e Confcommercio per il settore turistico in vista della prossima stagione estiva. Sono dei corsi di formazione destinati ai giovani e alle persone disoccupate, con commessa da parte di 26 alberghi del territorio triestino e del territorio di Grado. È un segnale importante per un settore che ha sofferto più di tutti gli altri la crisi, ma che già dall'anno scorso e quest'anno sarà uguale, ha potuto attingere a risorse regionali per l'assunzione anche di personale stagionale. E allora, già collegato con noi il presidente nazionale di Fare Verde, Francesco Greco, che saluto. Buon pomeriggio Francesco e ben ritornato sulle nostre frequenze. Grazie a voi, buon pomeriggio. Allora, Conte, io ti stavo vedendo, che stavi un po' ascoltando, soprattutto il mio servizio in merito a Udine, ti ho visto fare un po', non dico un sobbalzo dalla sedia, ma quasi. Forse perché il collegamento audio non era ancora, diciamo così, perfetto, o perché c'è qualcosa che secondo te non va sul commento mio in merito alla gestione e sicurezza Udine del centrodestra e del sindaco Fontanini? Condividevo in pieno quello che stavi dicendo, perché effettivamente dopo 3 anni ci si aspettava di vedere una Udine diversa, nuova, rilanciata, per quello che mi riguarda anche in materia ambientale. Invece assistiamo a tagli indiscriminati di alberi e altre futilità varie in giro e si lascia morire la città. Pensavamo ad esempio alla costruzione di nuovi ipermercati o centri commerciali all'esterno, mentre il commercio cittadino è giunto al limite della sopravvivenza. Se gli mettiamo anche la delinquenza e la violenza in genere, di certo gli auspici di 3 anni fa non sono stati mantenuti. Cioè c'è un rischio, onestamente c'è un rischio che se non tirano la barra dritta una Caporetto per le prossime amministrative, per quanto riguarda il centrodestra su Udine. Da quello che si sente in giro purtroppo sì. Visti i risultati, d'altronde. Vabbè, torniamo invece al nostro argomento. Parliamo dell'iniziativa che si è tenuta domenica in quel di Marano Lagunare. Avete operato in loco, come sempre Fare Verde, per la pulizia, no, del territorio, per tornare a dare respiro alla natura che è stata invasa dall'uomo in modo negativo. Allora, domenica eravate a Marano Lagunare, avete fatto veramente, come si dice in gergo tecnico, una camionata de roba, come direbbero a Roma, tanta sporcizia, però grazie a Fare Verde qualcosa insomma si è ripreso in maniera naturale. Dobbiamo dire che domenica scorsa abbiamo concluso in Friuli Venezia Giulia la 30ª edizione nazionale del Mare d'inverno, 6º appuntamento annuale in Friuli Venezia Giulia.
davvero una camionata di roba, soprattutto un mare di plastica. 34 sacchi grandi raccolti, di cui 28 di polistirolo. 25 volontari presenti, tanto entusiasmo, una bella giornata a servizio di Madre Natura con Fare Verde. E che dire, abbiamo stilato la classifica finale del Friuli Venezia Giulia dei rifiuti. Dopo l'appuntamento di Sistiana, con i risultati di Marano Lagunare, la classifica è stata vinta, ahimè, dal polistirolo, seguito dalle bottiglie in plastica, ben 297 bottiglie, di cui 248 a Marano Lagunare, e terzo classificato le retine in plastica da pesca. Poi tappi di bottiglia, cannucce in plastica, imballaggi vari plastici e cicche di sigaretta. Ecco, questo è un po' il quadro principale, senza tralasciare il cotton fioc, che da 20 anni quello plastico è stato messo fuori legge grazie ad una legge proposta da Fare Verde. Veramente tanta, qui si dice scovazze. Chiaro, le scovazze, come si dice anche dalle mie parti. Senti, Francesco, abbiamo detto grande operatività, soprattutto tanti volontari che si sono avvicinati alla vostra associazione e anche domenica hanno declinato l'opportunità di passare magari in famiglia o piuttosto approfittare anche delle belle giornate per un tour in giro del Friuli per aiutare, stare vicino a voi e dare una mano alla natura finché questa non rischi, come si dice, l'estinzione. Sì, davvero tanto entusiasmo, tanta attenzione, tanti volontari, molti partiti da Cividale, da Udine, da Gorizia, per essere a Marano Lagunare oggi a partecipare alla tutela di Madre Natura. Un messaggio forte è quello che abbiamo voluto lanciare con Fare Verde, 30ª edizione di un'iniziativa la più longeva nel mondo ecologista nazionale, teso a risvegliare l'attenzione di cittadini ed amministrazioni pubbliche sul fatto che l'inquinamento sussista nel corso dell'intero anno. E devo registrare subito l'attenzione della Regione Friuli Venezia Giulia con l'assessore Scoccimarro e con l'assessore all'ambiente del comune di Marano Ceccherini, con i quali si cercherà di avere un dialogo per cercare di risolvere il problema del polistirolo, dovuto innanzitutto alle vaschette che contengono il pesce, e quindi cercare di mettere da parte il polistirolo con materiali più sostenibili e sicuramente meno impattanti. Certo, meno impattanti perché chiaramente, come hai detto tu, no, con tutta questa immonnezza che continua ad arrivare giorno per giorno, si va a rischio, come detto, di uccidere definitivamente una delle aree, non dico più belle, ma importanti per quanto riguarda la nostra regione e non solo. E soprattutto stiamo parlando di una laguna, stiamo parlando di aree naturali protette e ad ogni mareggiata arrivano veramente quintali, tonnellate di polistirolo e scovazze di ogni genere. Cercheremo di fare di più, cercheremo di muoverci maggiormente, ovviamente per sensibilizzare l'opinione pubblica, perché sottolineo che le iniziative di Fare Verde non vogliono sostituire i volontari di Fare Verde ai netturbini e alle amministrazioni pubbliche. Noi siamo lì per sensibilizzare i cittadini a un corretto comportamento nei confronti di Madre Natura e a sollecitare le amministrazioni a muoversi opportunamente. Ovviamente anche le amministrazioni si trovano a fronteggiare una montagna di scovazze e c'è bisogno eventualmente anche di provvedimenti normativi, così come la Regione Friuli Venezia Giulia ha fatto, promuovendo ad esempio la raccolta di plastica nelle reti dei pescatori e la consegna in porto negli appositi contenitori. Prima questo era impossibile perché divenivano rifiuti speciali. Chiaro. Senti, una battuta al volo, cosa ne pensi di questo momento strano anche a livello meteorologico? Te lo ricordi tu, almeno per quanto riguarda anche dalle tue parti, a febbraio un caldo così anomalo? Assolutamente no. Vi dico che 15 giorni fa giù in Salento ho trovato 10 centimetri di neve e in questi giorni siamo su 23-24 gradi. In Friuli Venezia Giulia non me lo sarei mai aspettato, pensavo a un certo punto di aver sbagliato, che il Friuli fosse giù in Salento e il Salento si fosse trasferito in Friuli Venezia Giulia. Senti,
C'è una vecchia battuta friulana che dice che con tutti quelli che sono venuti su, il Friuli si è abbassato e si è alzata l'Italia, no? Ma è una vecchia battuta che insomma, è una roba da bar, dai, una battutaccia da bar, Ma però tanto sicuramente così per scherzare un po'. è difficile trovare veri friulani doc in giro, è come stare un po' in giro per l'Italia. Il Friuli è una Certo. grande vera unità d'Italia e pensare che 100 anni fa qui c'era mio nonno a combattere per l'unità della patria è sempre un bel momento andare a scoprire quelle cose nascoste, no? L'altro giorno Certo. ero lì al sagrario che c'è dietro l'abbazia ad Aquileia, ecco, momenti di riflessioni unici e importanti che ci fanno sentire il Friuli Venezia Giulia come il cuore della nostra nazione. Senti Francesco, prossime iniziative per quanto riguarda Fare Verde in programma a breve? A breve stiamo valutando, perché ci sono arrivate veramente tante richieste, dagli interventi sull'Isonzo al Natisone a qualche opera di pulizia dei fondali con squadre di subacquei. Quindi nulla ancora di definito, siamo anche in attesa perché è difficile fare programmi ben chiari con queste emergenze Covid, però molto che bolle in pentola. Perfetto, io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro e come sempre per qualsiasi cosa sai dove citofonare. Ti ringrazio, la natura ha bisogno di tutti e soprattutto della comunicazione. Ci mancherebbe, noi siamo qua come sempre in prima linea. Grazie a Francesco Greco, ricordo ancora presidente nazionale di Fare Verde, che lo saluto, mentre noi continuiamo, e buon pomeriggio ancora. Noi invece continuiamo per quanto riguarda la cronaca, soltanto con un aggiornamento e poi chiudiamo. In Friuli Venezia Giulia su 5.873 tamponi molecolari sono stati rilevati 294 nuovi contagi, percentuale di positività del 5,01%. Sono inoltre 2.718 i test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati rilevati 174 casi e siamo al 6,40%. Come vedete l'asticella si è leggermente alzata giorno per giorno, siamo passati quasi dal 2 di lunedì al 6 di oggi, insomma bisogna sempre stare, come si dice, con la campanella e con i fari accesi. Sono 6 tra l'altro i decessi, i ricoveri invece nelle terapie intensive sono 56, 34 negli altri reparti. Complessivamente i decessi ammontano in Friuli Venezia Giulia a 2.823. Praticamente invece i guariti sono 61.354 e clinicamente guariti 1.951, mentre in isolamento abbiamo 9.471 persone. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 76.003 persone. E a questi nell'interno ci sono anche 885 da fuori regione. E con questo è tutto, chiudiamo qui la pagina informativa del pomeriggio, vi diamo appuntamento a questa sera per gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Mandi e alla prossima. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia.